avuto il privilegio di avere la delega dal Presidente Galan di seguire la gestione dell'intesa tra la Regione Veneto e la Provincia di Trento. Il risultato importante di oggi è anche quello che qui c'è stato il riepilogo delle iniziative già avviate, approvate e avviate relative all'anno 2008-2009 che riguardano 31 comuni, 31 domande pervenute da 19 comuni della Regione Veneto e da 12 comuni della provincia di Trento, ma che coinvolgono complessivamente 62 comuni, nel senso che ci sono alcuni progetti che portano con sé anche interventi a favore di comuni di seconda fascia e soprattutto il rendiconto dello stato di attuazione di questi 31 progetti che investono decine di milioni di euro sui servizi pubblici, sulle infrastrutture e sullo sviluppo economico. La novità dell'annualità 2010, che è l'ultima di questo primo accordo, di questa prima intesa, è che si è voluto tener conto di questa situazione di difficoltà economica complessiva del mondo produttivo, dando un'attribuzione di punteggio superiore ai progetti di sviluppo economico, mantenendo però il limite che almeno un terzo sia sempre destinato alle opere infrastrutturali. La bontà dei progetti l'abbiamo vista perché sono interventi che, soprattutto quelli già approvati precedentemente, intervengono sul miglioramento dei servizi affinché la popolazione di montagna possa avere i disagi meno possibili.